Il tradizionale intervento e messaggio augurale di Buona Pasqua rivolto agli agrigentini dall'arcivescovo Alessandro Damiano. Si suole fare gli auguri di Buona Pasqua, così come d'altro canto si usa fare gli auguri di Buon Natale e da lì tante altre occasioni ci portano a fare gli auguri. Le parole seguono, a mio avviso, la sorte degli abiti, degli indumenti che si logorano. A volte si ha un capo d'abbigliamento a cui si è più legati per tante ragioni. Uno lo usa e poi a un certo punto si è logorato. E le parole seguono questa sorte, soprattutto alcune, diventano una sorta di abitudine. Cosa significa augurarsi buona Pasqua? Potrebbe non significare nulla, Ho visto almeno l'anno scorso, quest'anno ancora no, ma spunteranno, quei meme su Facebook, per esempio, no? A te e famiglia, no? E questo ci dice tanto, ci dice come è quasi un atto meccanico. La parola si è usurata, si è logorata. Dico, per augurarci per davvero buona Pasqua, non come atto di cortesia, semplicemente vuoto, dobbiamo ritornare al risorto, perché se non c'è la consapevolezza di uno che è morto ed è risorto, che significa buona Pasqua? Nulla, mi sembra, nulla. Allora il nostro dire adesso, oggi, buona Pasqua deve rimandarci a questa consapevolezza della risurrezione e aiutare chi l'avesse persa a riconquistarla, quantomeno a chiedersi perché sto dicendo buona Pasqua. E allora sarà Pasqua qui e ora, sarà Pasqua nelle nostre relazioni, nella misura in cui i credenti, come segno, come seme che porta frutto, i credenti lo dicono in modo consapevole, agendo essi da risorti, ovvero ponendo azioni vivificanti e non mortifere. E qui, vedete, si apre una grande prospettiva, azioni di riconciliazione, azioni di perdono, anche di fatti, di atteggiamenti semplici, riparare un rancore, anche uno solo, uno quest'anno, uno l'anno prossimo, interrogarci se abbiamo tolto il saluto a qualcuno e restituirlo, riconsegnarlo. Allora sarà Pasqua, se no sarà anche questa Pasqua una grande operazione commerciale, come è il Buon Natale, come è la festa della donna, la festa degli innamorati e le tante, troppe giornate che si celebrano. Oggi l'ONU, mi sembra, ha dichiarato il 5 aprile giornata della coscienza, figuratevi addirittura, c'è stato bisogno di una giornata della coscienza, ma smarrire la consapevolezza della coscienza significa smarrire l'uomo, una giornata dell'uomo allora, uomo, maschio e femmina, giornata della coscienza, ma sono contento, capisco che quando si istituisce una giornata è perché l'oggetto della giornata è venuto a mancare, se no non ci sarebbe bisogno di istituirla. Una giornata della coscienza, una giornata dell'uomo,
uomo maschio e femmina, adulto e responsabile, dove nella sua coscienza continua a interrogarsi cos'è il bene, cos'è il male. E per il credente, porsi in ascolto di quella voce di Dio che sempre dice: fuggi il male, fai il bene. Buona Pasqua.